Ciao ragazzi e ben ritrovati. Oggi a distanza di 24 ore sono di nuovo qua in montagna. Sono ancora in altopiano di Asiago, ma siamo proprio alla fine di esso. E se uno viene al passo Vesena, ovviamente qual è la meta? Sua Maestà quassù. Quindi adesso ho visto che si potrebbe fare l'anello in 4 ore, però ovviamente non farò un percorso lungo così, andrò su e tornerò giù, ma tanto per togliermi la curiosità di vedere questa cima che ancora mi manca. Per correttezza di informazioni oggi non andrò a fare una montagna del Vicentino perché Cima Vesena è sotto appartenenza della regione Trentino e Adige, quindi diciamo che andrò a fare l'ennesima montagna del altopiano di Asiago, ecco. La partenza oggi è stata sui 1400, in arrivo 1910 circa. Oh, ragazzi, guardate il forte di Busaverle, che maestosità. Peccato sia malmesso così, è in completo stato di abbandono, perché deve essere stato veramente affascinante vederlo restaurato. E nel frattempo, ragazzi, la vetta del Vesena si avvicina. Magliette a sinistra, a destra. Veramente carino come posto. Ecco ragazzi, adesso dopo aver oltrepassato questa valle relativamente piana, inizia la salita e la scalata vera e propria. Infatti vedete che già gli alberi coprono la visuale della cima. Bene ragazzi, questo bivio tra la strada asfaltata e quella bianca, indicazioni segnalano di andare per la strada bianca. Spettacolo, che c'è un po' più aperta la visuale. Bene ragazzi, i minuti sono calati a 30. Tanto volevo mostrarvi la maestosità del portule qui davanti. Eccolo lì ragazzi, mamma mia che forma pazzesca, oh. Una punta secca proprio. Ecco qua ragazzi, come vedete sono arrivato sulla sommità estrema del Pisso. Adesso finalmente vi mostro il panorama, si vede. Guardate qui Caldonazzo e Levico, il lago Rai qua davanti. Qua ragazzi, tutte le mie ex montagne, Cima Mandriolo è la prima. Dietro a sinistra Monte Trentini, Portule, Cima 12 non riesco a distinguerla, l'Arci dovrebbe essere qua davanti, Verena. Ragazzi, però guardate che spettacolo. Mamma mia ragazzi, che spettacolo. Panorama veramente da 10 lode. Ragazzi, a guardare giù vengono un po' le vertigini ancora, comunque. Peccato perché qui è un salto secco a strapiombo proprio. Adesso ragazzi, come ultima tappa vado in questa
spianata qui sotto la punta. Faccio una breve pausa, dopo parto per la discesa. Ragazzi, ammetto che fa un po' impressione camminare qui con lo strapiombo sotto. Via via. Guardate di nuovo che panorama anche dal terrazzo qui. Veramente meraviglioso. Oggi non mi aspettavo una roba del genere, lo ammetto. Guardate che bellezza intanto. Veramente un'opera mastodontica per il periodo. Bene ragazzi, dopo un bagno di cultura nell'aver letto tutte queste illustrazioni sempre interessantissime comunque, adesso ahimè riparto perché sono le 17:05 e mi vorrà un'oretta abbondante di camminata più il ritorno, non ne parliamo, quindi adesso mi metto in marcia. Vi lascio con quest'ultimo panoramico che spero avrete apprezzato. Io di sicuro oggi. Stupenda questa specie di downhill a piedi ragazzi. Sentiero perfetto proprio. Ok ragazzi, sono le 17:36 ed ero partito da in cima alle 17:20 perché dopo mi ero messo a pocciare roba sui social e sono in fondo ragazzi. Sono arrivato proprio in valle in 16-17 minuti con quella corsa di trial che vi mostravo. Ecco ragazzi, sono in prossimità dell'hotel Vesena. Sono le 17:54, 35 minuti praticamente per scendere da poco sotto la vetta, diciamo, fino alla macchina. L'escursione è durata 2 ore, quasi 3. E niente ragazzi, quanti passi? 17.303. Ragazzi vi saluto, spero che l'itinerario vi sia piaciuto. Adesso ritorno, ahimè è lunga un po' la strada oggi e noi ci vediamo alla prossima escursione.